alle spalle abbiamo lo Statuto di autonomia della Sicilia, che è stato attuato ed è entrato in vigore, correggio, luogo demenziale del 15 maggio 1946. Questo Statuto è chiamato impropriamente Statuto, si dovrebbe chiamare Costituzione, la Costituzione del popolo siciliano. E questi 43 articoli sono la prova della storia, della lunga storia parlamentare siciliana. Una storia che è iniziata nel 1130 con Re Lucio II e che è finita nel 1816 quando Ferdinando IV di Borbone, nella maniera ignominiosa che tutti conosciamo, abolì le guarentigie costituite dal Parlamento siciliano. Da allora la Sicilia non ha più avuto una sua Costituzione. Quella Costituzione a cui tutti i re per 7 secoli avevano giocato fedeltà davanti al Parlamento, a dimostrazione che la Sicilia non è mai stata dominata da nessun popolo. La Sicilia ha avuto un suo regno sovrano e indipendente e la prova è l'esistenza del Parlamento e la prova è l'esistenza della Costituzione. Questo Parlamento e questa Costituzione nel 1816 decade, per quasi fino al 1946, quindi per quasi 130 anni, la Sicilia non ha più un suo Parlamento. Negli anni dal 43 al 45-46 abbiamo una grande rivolta popolare in Sicilia. L'aspetto storico l'accenno soltanto, ma è grazie all'azione militare di Antonio Canepa, di cui oggi celebriamo i 100 anni della sua nascita, ed è grazie all'azione politica di persone come Finocchiara Guida, come Concetto Calvo, come Attilo Castrogiovanni, di cui oggi, insieme ad Antonio Canepa, celebriamo e ricordiamo i 100 anni della sua nascita. È grazie a questa azione politica congiunta all'azione militare che la Sicilia conquista, strappa allo Stato italiano il suo statuto, la sua Costituzione, una Costituzione amplissima, una Costituzione che noi possiamo dire c'era ancora la monarchia in Italia. Lo Statuto siciliano ha fatto erigere la Sicilia a Stato federato, a quasi Stato federato rispetto a uno Stato italiano che doveva poi passare dalla forma istituzionale monarchica alla forma istituzionale repubblicana. Perché dico questo Statuto dà alla Sicilia le prerogative di impostato? Perché le potestà che ha sono enormi, il suo potere politico, il suo resistenza al Parlamento non ha consiglieri ma ha deputati. Quindi dal punto di vista politico una specialità assoluta, una specialità anche dal punto di vista giurisdizionale, con l'esistenza della Cassazione in Sicilia e dell'Alta Corte, che è la Corte Costituzionale siciliana, nata 10 anni prima della Corte Costituzionale Repubblicana Italiana. Un decentramento anche amministrativo, un decentramento soprattutto anche finanziario, che dà la possibilità alla Sicilia di avere una indipendenza economica del tutto totale. In parole povere, la Sicilia cos'è che non può fare? Non può avere un proprio esercito, non può in materia di difesa non ha competenza, non può battere moneta, ma anche questo è stato messo in discussione, nel senso che qualcuno in sede costituente pensava, come Einaudi, che la Sicilia poteva anche battere moneta, e lui ne era terrorizzato da questa possibilità. Non ha competenze in materia di penale, di diritto penale privato, ma poi ha le competenze di uno Stato, di un quasi Stato. La Sicilia, che ha questo statuto, se avesse una classe politica degna di tal nome, al servizio del popolo siciliano, di ogni singolo cittadino siciliano, la Sicilia avrebbe diminuito in questi 62 anni il gap economico con il Nord Italia. La diaspora che ha visto i siciliani emigrare, che rivede a tutt'oggi emigrare in tutto il mondo, sarebbe diminuita fino ad annullarsi del tutto. La Sicilia
in base a questo statuto avrebbe un'autonomia in tutti i sensi, un'autonomia politica, ho detto un'autonomia giurisdizionale, un'autonomia finanziaria, un'autonomia economica, ma avrebbe soprattutto una cosa, e questa cosa non ha preso, la libertà di ogni essere umano a decidere il posto dove vivere, il posto dove abitare, il posto dove mettere la sua famiglia, il posto, la possibilità di non andarsi a trovare un lavoro a migliaia di chilometri di distanza dalla propria terra di origine, la libertà di decidere il proprio destino, libertà che ci è stata volta da molto tempo. È il momento di riflettere, di rinvolgersi le maniche e di pensare al nostro futuro, perché le potenzialità giuridiche ce l'abbiamo. Questo statuto è un'enorme cosa giuridica in mano al popolo siciliano. Leviamo la delega ai partiti italiani e uniamoci in un partito siciliano che sia rappresentativo delle esigenze di tutto il popolo siciliano per tornare a issare la bandiera della libertà e della democrazia, non soltanto in Europa, non soltanto nel Mediterraneo, ma nel mondo, perché essere siciliani, la sicilianità, io lo dico sempre, è un valore che non appartiene soltanto al popolo siciliano, appartiene all'umanità. La sicilianità è un valore che appartiene all'umanità perché è simbolo di collaborazione, è simbolo di fratellanza tra popoli, è simbolo di cooperazione, è simbolo di amicizia, è simbolo di giustizia contro l'oppressione da qualunque parte essa provenga, l'oppressione mafiosa, l'oppressione politica, l'oppressione delle multinazionali. La Sicilia vuole essere la destra per lottare per la propria libertà e quella